Sfuggita questa però. Ma guarda, la bellezza delle canzoni napoletane è proprio questa, quella che esprimono dei sentimenti, delle cose, e queste canzoni scritte tanti anni fa, ancora oggi, Era De Maggio, chi di noi non l'ha ascoltata? Però ogni volta che l'ascolti comunque ti suscita un'emozione, dipende anche dall'arrangiamento, lei ha un arrangiamento bellissimo, bello, devo dire. Questo arrangiamento è stato curato da Carmine Liberati per un mio lavoro discografico di qualche anno fa, del 2007 se non erro, che è prodotto dalla DAC Record di Milano. Ma l'importante, io credo che per la canzone, soprattutto per quanto riguarda la canzone classica napoletana, ma credo che sia in generale questa cosa, quando si va ad interpretare una canzone bisogna leggere quello che l'autore voleva dire e bisogna mettere la voce al servizio della canzone, non il contrario, e quindi facendo così cerchi di interpretare, cerchi di dire alle persone quello che poi l'autore voleva dire. Hai ragione. Francesco, guarda come ti guarda, è innamorato! No, bravo, perché vedi, cioè l'artista è questo quello che deve la dare. passione. Cioè la passione deve interpretare e trasmettere l'emozione. Io dico vicino a mia figlia che si cimenta a fare l'attrice, dice l'artista deve lasciare qualcosa nel pubblico, che l'ascolto, che ti guarda. Ma quale delle tue figlie, perdono? C'è una delle mie figlie che si cimenta. 4, io sono sempre beato tra le donne, infatti pure stamattina vedi, qua sono tra tre splendide donne, a casa ne ho altre 5, quindi praticamente qua la mia vita è sempre in mezzo alle donne. Benissimo. Lo sai, passa il tempo con te in una maniera incredibile, dobbiamo ascoltare ancora Lucia, l'altro genere, l'altra faccia di Napoli. Francesco, io so che questa crociera vorrebbe essere imitata da molti. No, veramente ci sono già tentativi. Ma non ci riuscite? No, non ci riescono perché in realtà gli altri propongono delle canzonette normali. Invece noi abbiamo una storia di cui parlare e da portare in avanti. Ma poi permetti che siamo noi napoletani? Guarda, certo, faccio un presente. Quando i napoletani educati e per bene si mettono in testa di portare avanti le cose, nessuno. Ma poi tu hai le spalle forti con C'è un'agenzia di viaggi. C'è un grosso settimanale che ha tentato l'imitazione di questa cosa a livello nazionale, però noi i nostri marchi sono tutti registrati. E vi dirò una chicca, proprio perché prima diceva qualcuno che bisogna avvicinare i giovani. Noi stiamo lavorando già alla realizzazione di una cosa molto importante, sempre sulle navi da crociera, lo dico così, sarà il primo festival della canzone napoletana in crociera, rivolto ai giovani, Francesco, tu non sei da solo in questa iniziativa importante, difficile, ricorda i tuoi collaboratori e gli enti che quest'anno Allora, i miei collaboratori li ringrazio moltissimo, perché sono quelli che mi sopportano dalla mattina alla sera e che in realtà sono tutti giovani. Oltre alla moglie. No, ma sono tutti giovani, poi che mi aiutano. Sì, è vero, pure mia moglie lo dice. Sono i miei collaboratori che mi aiutano a realizzare questo, cioè ci sta Carmine, ci sta Salvatore, ci sta Clementina, ci sta Natalia, ci sta Antonella, ci sta Pasquale, Stefania, Chiara. Sono tutti giovani, innamorati come me della nostra città, e quindi ognuno di loro dà un consiglio per portare avanti. È un lavoro di equipe che porto avanti, cioè io sono quello che esce così per presentare, ma bravi, io sono in realtà... È più bello forse. No, in realtà il lavoro lo fanno loro. Dice a Napoli, il vecchio le dà cucchiaio romano. Bravo, e gli altri in realtà sono quelli che poi veramente portano lavorano. Di Giacomo, che basta solo fiore da piglio baffetto. Ma in onore a te, Lucia, in onore a te. Allora, non ha messo la cravatta perché la tenevi tu, la cravatta. Ho detto io, me la sono messa la cravatta. Una puntata difficile, gestire te è difficilissimo. A me, lui sta parlando a 3 ore, devo cantare. Vai. Allora, amici a casa, telefonate, vi aspetta questa allegria, prenotate la vostra cabina, il numero è sempre in sovraimpressione, o andate direttamente sul sito. Vedendo questa puntata avete la possibilità di portare a casa questo bellissimo set di borse, una per la femminuccia e un altro per il maschietto, solo chi vede questa trasmissione, mi raccomando. Quindi aspettiamo tantissime telefonate al numero in sovraimpressione e affrettatevi a prenotare le ultime cabine. Posso dire che canta almeno? Sì, l'altra faccia di Napoli. Io faccio un middle piccolissimo dedicato al grande Nino Taranto, che è stato il massimo per la canzone. Ma lo farà in crociera? Non ho mai lasciato nessuno a casa, mi porta anche il nipotino io. Bene, vi lasciamo così con la straordinaria e l'allegria di Lucia Cassini. Francesco, noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie a Francesca Marini e telefonate. Lucia Cassini. So comprato la caccavella, la caccavella, per amore della mia bella e per amore della mia bella,
Se la luna mi guarda e balla con la faccia di pasta frolla, faccio questa serenatella dedicandola alla mia bella. Dimmi chi l'ha fatto, chi ha commesso sto delitto. Io so cotto e so stracotto, faccia faccia pesce fritto. Curanotto, rintoglietto, marravoto, son be sbatti. Io so cotto e so stracotto, parola d'onor, parola d'onor. Se mi volesse bene veramente, non mi facesse sfrugugliata gente, non mi tagliasse pizza, rapaglietta, non mi mettesse la cruscinta giacchetta, non mi scrivesse cu, non piezza e gessa, are domatine, cicci, si fessa. Si non fa, si non fa, si non fama, te ne abusi, te ne abusi, te ne abusi, te ne abusi che ciccia formaggio non te ne coraggio, nemmeno parla. Ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panzetta. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panza mia e panza tua, il ricordo del nostro amore. Ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai, me la dai, non me la dai, non me la dai la tua panzetta. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panza mia e panza tua, il ricordo del nostro amore. Era la festa di San Gennaro, quanta gente per la via, con Zazà compagna mia me ne andavo a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il parsifallo, il maestro sul piedistallo che voleva incominciare. Nel momento culminante del finale travolgente, mi sa tutto che la gente si fumai una Zazà. Dove sta Zazà? Tu maronna mia, come fa Zazà senza Isaia? Pare Zazà che t'ho perduto ahimè. Chi ha trovato Zazà che m'ha portasse a me? Io me la trova, tu facciamo presto, io me la trova con la banda in testa. Zazà, Zazà, tutto quanto mi grida Zazà, Zazà, Isaia stacca, Isaia stacca, Isaia stacca. Zazà, 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 Casa balla tutto vivo, nuova dama tutta mia, casa pasqua e carino, si da mama se vorrì, se mala va se fri, non gusta tu ciappi, io scrivo come tanta virani, deve scina città scina, quando la scavi, casa numero esclusivo, ora in orge moga, non sto per cercare, non lo so, se va pisa chiudo fresco, c'è rimasta solo già.